Va ora in onda Musica Indipendente. È il terzo tempo della nostra controinformazione. Il venerdì intorno a mezzogiorno è una controinformazione musicale, perché qui trasmettiamo la musica che non c'è sulle altre emittenti, che non è così facile trovare. Perché ve ne accorgerete, perché è musica di qualità, ma portata avanti da artisti emergenti o artisti già emersi che però non hanno le possibilità o semplicemente non vogliono spendere 100.000 euro per fare una campagna pubblicitaria sulle radio importanti, perché funziona così. E se vuoi che la tua canzone venga trasmessa, devi fare il contrattin, caro Sammy Varin. Non funziona così da noi. Su Radio Libertà apriamo ogni giorno uno scrigno potentissimo di musica indipendente con artisti a volte giovani, giovanissimi, alla prima registrazione ufficiale, a volte con decine di anni di esperienza, che girano ogni settimana cantando nei locali, anche in quelli grossi, ma appunto non vengono presi in considerazione dalle realtà, quelle importanti. E ripeto, c'è un motivo, è certo che c'è un motivo, perché devono rispondere queste realtà a un certo giro, a volte anche politico, ma non proseguiamo, se no mi addentro. Fammi salutare, ho una cantante pop lirica che sicuramente non conoscete, ma che avete già sentito su queste frequenze, perché la trasmettiamo, sapete, io sono in onda dalle 7.30 alle 9.30 in rassegna stampa e ogni mezz'ora mandiamo un artista indipendente. Lei gira già in rotazione nelle mie trasmissioni. Abbiamo con noi la cantante pop lirica Iside. Ciao! Ciao a tutti, ciao, come state? Bene, E bene, gli come vai tu? ascoltatori. Come vai tu? Sei sempre... Oh, ti siamo corsi dietro in queste settimane per riuscire a concordare questa intervista, sempre impegnatissima di qua, di là, registro, giro, forco, sono ospite, eccetera. Finalmente siamo riusciti ad averti. Cosa combini? Cosa sta bollendo in pentola che sei così difficile da reperire? Voglio sapere tutto, Iside, voglio sapere Sì. tutto. Allora, niente, in questo momento sto promuovendo la mia canzone, no? Vedo, quindi quella che avete già ascoltato, e la sto promuovendo un po' in giro, quindi sono andata in diversi stati, in diversi eventi, ho fatto diversi eventi, ecco, dove l'ho un po' proposta in giro, ecco. E questo è bellissimo, perché vuol dire che qualcosa si muove anche per gli artisti Sì, indipendenti. E assolutamente. allora sai cosa facciamo? La Sì, lanciamo, questa canzone intitolata Vedo, scritta da te, arrangiata da Andrea Branca, prodotta da Marco Di Maio, una canzone importante anche perché fa sì. parte di una campagna contro la violenza di genere, vero? Esatto, fa parte di una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, quindi una campagna abbastanza importante, dove io sono la testimonial. E quindi, signori, orecchio all'apparecchio, la sentiamo, la canzone Vedo di Iside. Grazie.
Canzone da pensare, da meditare, da riascoltare, questa di Iside Bombaci, se volete essere sicuri di trovarla. La canzone si intitola Vedo, è una canzone profonda, è una canzone che trasmette tante emozioni. Quali emozioni, Iside? E soprattutto anche la tua scelta di fare pop lirico. Da dove arriva questo amore per questo genere? Sì, allora, ti devo un attimino raccontare la mia storia, nel senso che io ho fatto degli studi lirici, nel senso che sono andata al conservatorio. Poi ho cantato anche pop e l'idea è stata quella di unire il pop e la lirica proprio per unire un po' tutti gli stili che ho fatto nel corso del tempo, no? Poi questa canzone nasce da un periodo molto importante per me, di sofferenza. E quindi dove io sono riuscita a vedere, non a caso si chiama Vedo, perché a un certo punto della vita ho visto tutto quello che mi circondava, ho visto il dolore, no, da dove proveniva. E quindi ho deciso di scrivere questa canzone perché ho capito come superare tutto questo dolore. Ed è anche un invito che faccio a chi mi ascolta, perché c'è un modo per superare, no, una brutta fase, un periodo di rabbia. E quello di scrivere è uno dei modi, quello di cantare è un altro modo. Quindi per me è una canzone molto importante che vuole trasmettere tanta forza. Capite come gli artisti indipendenti, molto spesso parlano anche della nostra vita, di ognuno di noi, chi ha avuto problematiche, chi non le ha avute, è riuscito a uscirne come, a volte con la propria forza, ma, quasi mai, quasi sempre ci vuole, un aiuto esterno, il dialogo, avere qualcuno con cui confidarsi e questo è forse Sì, il fulcro che manca perché, oggigiorno siamo connessi più che mai, ma l'incomunicabilità è a 1000 perché comunichiamo assolutamente. con un WhatsAppino, ma molte volte suona il telefono e quasi non vogliamo rispondere perché quasi ci disturba quello che telefona. Iside, Alcune sono volte si tempi. è presi così tanto anche da se stessi che non si riesce a scrivere neanche un come stai all'altro, Mh. che magari è importante. Sono tempi strani ed è per questo che gli artisti indipendenti raccontano le loro storie, che sono anche le vostre, e io vi invito proprio a prenderne atto che esiste un sottobosco a volte sconosciuto di artisti che non vanno in radio, non vanno in televisione, o meglio ci vanno, ma nelle radio, nelle televisioni meno conosciute, ma raccontano genuinamente quello che succede. Iside Bombaci è una di queste artiste. Abbiamo ascoltato il pezzo Vedo, che fa parte di una campagna contro la violenza di genere, ma c'è un'altra canzone che lanciamo subito, siamo curiosi, ma parlacene prima, dai. Gabbie Sì. di diamanti. Cosa ci hai messo dentro e soprattutto che cosa sono queste gabbie di diamanti? A proposito di attualità, è un qualche cosa che viviamo quotidianamente anche questo, o no? Sì, assolutamente. Le gabbie di diamanti sono quelle in cui noi ci intrappoliamo, o crediamo che, ecco, il vero successo sia il lusso, sia avere soldi, quando in realtà io racconto in questa canzone che il vero lusso è quello di viaggiare, quello di avere l'opportunità di conoscere, nuove persone, di arricchirsi di queste esperienze, delle esperienze degli altri e quindi di arricchirsi proprio dell'altro, che è importante per me, perché ogni persona, anche quella, dove si può pensare: "Io da questa persona non imparo nulla", in realtà impari tantissimo. Quindi le nostre gabbie di diamanti sono quelle in cui noi ci intrappoliamo e ci hanno fatto credere che quelle sono la felicità, quando in realtà non è così. Capito, capito, una lezione per tutti noi e tutti voi, signori, non restiamo intrappolati nelle gabbie di diamanti, ascoltiamo Iside Bombaci. Grazie.
Una dolcezza particolare quella di Iside in questo pezzo Gabbie di diamanti che trovate facilmente su tutti gli store digitali, ma anche semplicemente su YouTube. Basta scrivere Iside Bombaci Gabbie di diamanti. Iside, un genere musicale Sì, non semplice, non facile, che però ha portato fortuna anche ad artisti che sono diventati qualcuno. Mi viene in sì. mente Andrea Bocelli, il pop lirico, ma quali sono i tuoi dei, i poster che attaccheresti in cameretta come si usava un tempo, ma adesso non si usa più? Sono tutte le camerette, i muri tutti puliti, oh, non si attacca più nulla. E quali Allora sono i tuoi diciamo dei? che sul pop andrei su Mina, Celentano, Battisti, Eh. quindi, vabbè, Fiorella Mannoia, per me sono dei grandi, veramente dei grandi. Bocelli, assolutamente. Poi vabbè, nel lirico la Callas, quindi straordinaria. Insomma, ce ne sono tantissimi, anche Pavarotti, quindi ho tantissimi ecco, artisti che stimo A me tantissimo, fa da cui ho piacere. preso spunto. A me fa Sì, piacere perché hai citato tutti artisti conosciutissimi, molti del passato, anni 60, 70, 80, ma ancora presenti quest'oggi, molti veramente che hanno fatto storia. Non hai citato artisti d'attualità che magari potremmo vedere o che magari vedremo sicuramente a Sanremo. Ormai è un conto alla rovescia, Sanremo 2025. C'è qualcuno che ti piace tra quelli che appariranno a Sanremo? Sei una di quelle invece che al contrario non accenderà la televisione o magari l'accenderai ma soltanto per vedere qualcuno? Chi? allora ti dico, tra gli artisti di oggi mi piace molto Mengoni, quindi lui mi piace molto come persona. Gabbani mi piace tantissimo. Poi per il resto devo dire che non sono rimasta molto colpita, devo dire la verità. Questo un po' mi dispiace, non riesco ad emozionarmi più come una volta, come mi emozionavo con gli artisti di un tempo. Questo secondo me succede perché un po' tutti si sono uniformati, no? Tutti fanno un po' lo stesso genere, cantano un po' le stesse cose, quindi Dicono le non lo so. stesse cose e gli stessi che scrivono le canzoni, sai bene, a Sanremo sono sempre quei 2 o 3 che si passano le canzoni e così come le etichette Sì, discografiche sono quelle. E poi chiaro il pubblico non lo sa e ascolta e si beve il cocktail che viene servito a Sanremo, ma purtroppo, non c'è conti che tenga e siamo ancora esatto. con la solita pappardella che ci dovremmo gustare. Mi stanno arrivando WhatsApp al 340 6709 659. Stiamo parlando di Iside Bombaci, ma molti vogliono sapere di dove sei. Qualcuno entra più nell'intimo, Sì, quanti anni hai, perché hai parlato di molti artisti del passato e quindi sì. uno dice, beh, insomma, vuol dire che è già grandicella. Invece Iside Bombaci Beh, è giovane. sì, assolutamente. Allora, intanto io vengo da Messina. Messina, lavoro da 5 anni a Roma e ho 33 anni. Quindi sei 33 sei anni. quella via di mezzo giusta perché conosci il passato e quindi ti sei anche interessata agli artisti, storici, ma nello stesso tempo hai anche un piede importante nel presente, come vedete un presente che a chi ha più di 30 anni, non è così semplice, No, ammirarlo. Ehm esatto, esatto. Iside, tra poco ascolteremo l'ultimo pezzo che si chiama Insieme, chiaramente la cover di Mina che fa capire come Iside Bombaci abbia una importante presenza lirica, ma non soltanto. Cosa bolle in pentola, chiaramente? Cosa stai preparando? Quali sono i tuoi progetti? E magari anche i tuoi sogni, se c'è, che ne so, l'idea di un duetto. Non so perché io ti immagino a fare un duetto, visto che abbiamo parlato di Bocelli, Bocelli Giorgia, un Iside Beh, beh, Bombaci con qualcuno. Ti viene voglia di fare un duetto? Ti preferisci da assolutamente. sola?
Assolutamente, vabbè, con il grande Bocelli sarebbe un Mh. sogno, quindi chiaramente sarebbe fantastico. Poi, per il resto cosa bolle in pentola? Sto scrivendo un nuovo pezzo, un nuovo brano, però devo essere ispirata, perché come hai potuto sentire le mie canzoni parlano di un vissuto, di un percorso, quindi se non sono ispirata non riesco a scrivere nulla di Dove la trovi? grande. Dove la trovi l'ispirazione? Dove vai? Dove ti rinchiudi? In quale momento della giornata, ti No, dà in realtà anche quando sono in mezzo alle altre persone, prendo il block note del telefono e mi metto a scrivere i miei pensieri. Poi su quei pensieri metto la melodia. Però devo essere ispirata da un momento forte, da un pensiero forte. Quindi, allora, i miei brani vogliono sicuramente trasmettere delle emozioni e un aiuto. Voglio trasmettere un aiuto concreto, quindi voglio fare questo. Quindi se non riesco a trovare qualcosa che può stimolare anche l'altro, non riesco a scrivere. Capito signori cosa vuol dire essere indipendenti? È che quando ti viene veramente, con forza quel pensiero, che magari arriva anche da voi signori, adesso diamo il contatto dove trovare sugli store digitali, ma anche sui social, Iside Bombaci. Gli scrivete, le scrivete e magari arrivano delle idee proprio da una sensazione Sì, che provate voi. Altrimenti niente, non si è obbligati a incidere perché c'è il contratto con la casa discografica e devi assolutamente incidere quando arriva davvero l'emozione, arriva l'emozione. Iside, dove ti esatto. troviamo? Mi trovate su Spotify come Iside Vedo, e su YouTube e vabbè, su Instagram, su Facebook, sempre come Iside Bombaci. Capito signori? Con un grande saluto a Messina, alla Sicilia e a tutti voi che ci seguite, che avete un artista locale che amate e apprezzate e aspettate di sentirlo magari su Radio Libertà, fatemi scrivere sammy.varin@radiolibertà.net. Iside, è stato un grande piacere. Buona Grazie, musica grazie mille. e chiaramente quando passi da Milano ti aspettiamo in studio, Assolutamente, eh. assolutamente, assolutamente. Grazie, grazie mille. Grazie Ciao a Iside tutti, Bombaci, a prestissimo, ascoltiamo a presto. insieme. Grazie.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Senza filtri né censura anche dal punto di vista musicale. Ciò che ascoltate su queste frequenze molto spesso non gira così facilmente in rete e sulle radio e televisioni più blasonate. Questo vale per i giovani, giovanissimi. Abbiamo ascoltato la brava Iside, cantante pop lirica, ma questo vale anche per artisti storici che non sempre fanno parte di quel giro magna magna che ti garantisce una presenza praticamente imminente, sempre perenne, su tutti i giornali, su tutte le televisioni, su tutte le radio. E questo me lo avete richiesto. Già, è questo che me lo richiedete da settimane. È uscito con una nuova canzone che vi ho fatto sentire più volte, che si intitola Ladro d'amore, ladro di carezze, di dolcezze, di simpatia, e lui è veramente un ladro di simpatia. Si chiama Paolo Mengoli. Ciao! Buongiorno a tutti, buongiorno alle vostre radioascoltatrici e radioascoltatori. Vedi, subito comincia a salutare le donne, subito, perché sei un ladro. Ci mancherebbe altro, il vizio non si perde mica. Paolo Mengoli. Dalla canzone ladro d'amore, ladro di affetti, ladro di emozioni, ladro di carezze, che poi restituisce, alla fine restituisce tutto quello che gli viene dato prima. Beh, tu lo fai poi con la tua musica, 55 anni di canzoni come autore e come interprete. Guarda che noi più giovani non ci pensiamo, ma è un vissuto incredibile, tante tappe che metti una di fianco all'altra, ogni canzone ha rappresentato un momento diverso per te, ma anche per noi. Questa è la magia della musica, perché noi sentiamo una canzone e ci ricorda quando facevamo questo, quando facevamo quell'altra. È il bello proprio di ascoltare artisti che hanno cantato parte della loro vita e della nostra vita. Paolo Mengoli, io voglio che tu faccia... Che, sai, la musica e lo sport sono è vero. due straordinari veicoli di comunicazione e di
trasmissione di trasmissioni di tante cose che una persona può dare sia da una parte che dall'altra, quindi credo sono due veicoli straordinari di comunicazione, ecco. E troppo spesso vengono messi in disparte, nel senso che nella musica canti solo determinate cose, le fai cantare sempre a quei determinati artisti che ti ritrovi poi puntualmente a Sanremo, e nello sport lasciamo stare, perché quando ci sono determinati sport sì, tantissimo spazio, altri vengono messi lì nel cantuccio, non ti dico le Paraolimpiadi, lasciamo stare quelle qua, Sì, infatti addirittura. dovrebbero parlarne un po' di più delle Paralimpiadi, perché questi sono ragazzi che già sono stati segnati dalla vita, dico alcuni dalla nascita, altri avendo provato cos'è una vita vissuta all'insegna della normalità. Quindi dopo recuperare ci vuole una grande forza d'animo, e questi ragazzi andrebbero veramente premiati molto di più, gli dovrebbe essere data molta più visibilità, e anche, parliamoci chiaro, e anche ingaggi non dico più alti, ma al limite a pari a quegli sportivi che chiamiamoli normali. Ecco. È minimo, ma abbiamo semplicemente tanti palchi che si riempiono solo di determinate categorie. Ma qua mi fermo e voglio lanciare la musica, signori. Paolo Mengoli, fai tu il programmatore. Fai il programmatore musicale delle tue canzoni. Da cosa vuoi partire? Ma guarda, io partirei da una fantasia di canzoni che mi hanno fatto iniziare questo meraviglioso lavoro, perché per me è un lavoro, oltre alla passione, appunto 55 anni fa. Io ho creato questa fantasia di canzoni di miei successi con Ai che male che mi fai, che è la prima canzone, che anche, Mi piace da morire, che è la canzone che ha vinto il Cantagiro nel 1970. Da notare che il Cantagiro è stata vinta da personaggi come Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Rita Pavone, Gianni Morandi, insomma, essere annoverato fra questi vincitori anche dopo tanto tempo mi fa piacere, cioè, mi inorgoglisce, ecco, mi dà sempre la spinta per fare di più. Poi Ai che male che mi fai, che era il mio primo festival di Sanremo, adesso siamo arrivati al 75esimo festival di Sanremo, ma questo è il primo mio nel 1970, e devo dire che lì ho scoperto, artisticamente parlando, due personaggi che fino a quel momento non avevano fatto grandi cose, oppure non avevano partecipato con le loro canzoni a grandi eventi così importanti come il Festival di Sanremo. Poi hanno preso la loro strada, anche hanno composto canzoni di successo in tutto il mondo, direi. Hanno vinto Sanremo sia come cantanti che come autore, e io vi sto parlando di Toto Cutugno e Cristiano Popi Minellono, due grandi autori. Cutugno, lo sappiamo benissimo, le sue canzoni ci ha portato la musica italiana in giro per il mondo, e Minellono ha fatto tutti i pezzi ultimi o penultimi, chiamiamo, di Albano, Romina, di Ricchi e Poveri, tutte canzoni che hanno avuto Mamma Maria, ipotesi è sua, ecco, tanto per citarne una, Se mi innamoro è sua, tanto per citarne una. Poi la terza invece è Perché l'hai fatto, che la canzone che è stata scritta per me dopo che io vinsi il Castrocaro, il Festival delle Voci Nuove di Castrocaro nel 1968. Qui si parla del secolo scorso sempre, però siamo ancora in forma, la cantiamo ancora, e Perché l'hai fatto, scritto dal grande Mino Reitano, che non ha dato tante canzoni ad altri artisti. Lui ha fatto i successi suoi, se li scriveva e le cantava e le portava a successo, ma sono due le canzoni che lui ha portato a successo con altri cantanti. Una è Una ragione di più, interpretata da Ornella Vanoni, e l'altra è modestamente Perché l'hai fatto, che poi io ho allungato con il testo per renderlo un po' più lunga, che appunto mi ha dato la possibilità di partecipare al disco per l'estate del 69 e
al Cantagiro, al primo Cantagiro sempre del 69. Se le vogliamo vedere o ascoltare, siamo Minimo, qua. accendiamo la macchina del tempo con Paolo Mengoli.
Questi sono documenti storici, signori, che ci sta guardando in televisione, sul canale 252, sui social. La macchina del tempo con Paolo Mengoli ci sta portando in tante tappe della sua carriera, ma anche della nostra vita, signori. Pezzi che sempre difficilmente vengono ripresi, come dicevo prima, dalle radio più importanti. È chiaro, io dico sempre, come fare la spesa dal contadino. Se ricercate la buona musica dovete avere tempo e voglia di ricercarla, girando anche su determinati canali. Arriva Paolo Mengoli, anche ultimamente. Ma sai, vedi, questa è una cosa che ormai si trascina da tanto tempo, da quando si sono formati i network radiofonici, che non sono solo radio che trasmettono musica, ma hanno altri interessi editoriali, interessi autoriali, perché molte persone che gravitano attorno a questi grossi network, quando tu casomai fai una canzone, ti viene mandato un messaggio che ti riferisce poi il tuo promoter televisivo o il tuo produttore, ma sai, ci sarebbe le edizioni, dare 3/24 delle edizioni, poi se qualcuno vorrebbero firmare 2/24, cioè è una cosa che la gente non sa, ma che forse non deve neanche sapere, però glielo diciamo, ed ecco che il motivo per cui poi certe canzoni, certi artisti non vengono trasmessi, perché anche io l'ho provato a fare, non dico mica di no, ho provato a smollare qualche cosa, ma non è successo niente. La canzone non l'hanno trasmessa lo stesso, perché devi entrare a far parte di questa playlist che è a pagamento, chiaro, perché lo sanno tutti che è a pagamento, e quindi però non ne vale il gioco, non ne vale la candela. Io faccio i miei spettacoli, i miei concerti, le canzoni le propongo alle radio come Radio Libertà, come altre tante radio che hanno una loro precisa collocazione e hanno un pubblico fantastico, quindi va bene così. E come? E ce lo stanno scrivendo in questo momento tramite WhatsApp al 340-6709-659. Lucia mi chiede subito dove ti potranno vedere prossimamente, se fai qualcosa dal vivo, dove fai capo, dove ti possono venire a salutare. Beh, tra poco lo diciamo, ma adesso lanciamo un altro pezzo. Sei tu il programmatore musicale, che cosa riservi per i nostri ascoltatori? Ma io devo dire che volevo far vedere e sentire questa canzone che si chiama Ora parlami d'amore, che è una canzone che ho scritto in concomitanza della nefanda situazione che si è venuta a avverare con la morte di Giovanni Paolo II. Io ho avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo 2 volte, e la notizia della sua scomparsa credo che nel 2005 è stato, perché io ero appena tornato da un reality che avevo fatto su Rai 1, Ritorno al presente, e ho appreso di questa brutta notizia appunto mentre stavamo festeggiando questa mia partecipazione, e da lì mi è partita l'idea di fare questa canzone e dedicargliela usando degli anatemi suoi che lui aveva lanciato durante i suoi viaggi in giro per il mondo. Però la cosa importante è che questa canzone poi mi ha dato la possibilità di ricevere il riconoscimento a Giovanni Paolo II, che è un riconoscimento che è stato dato negli anni passati per quanto riguarda le personalità ecclesiastiche a Monsignor Giovanni d'Ercole, che è il vescovo di Ascoli Piceno, al cardinale Paolo Sardi, che è il patrono del sovrano militare ordine di Malta, a Monsignor Viganò, insomma, dulcis in fundo anche a Papa Francesco e Maria Teresa di Calcutta, alla memoria chiaramente per Maria Teresa di Calcutta. Per quanto riguarda i personaggi TV o cantanti, questo premio l'ha ricevuto Fabrizio Frizzi, Mara Maionchi, Paola Saluzzi, Gigi D'Alessio, Neck, Paolo Vallesi, insomma Flavio Insin, insomma personaggi importanti, ecco, Enzo Iacchetti, e l'ho ricevuto anch'io 3 anni fa. Poi da lì mi è stato chiesto se potevo
tenere questa canzone come inno ufficiale per il centenario della nascita di Giovanni Paolo II, e lì io ho ricevuto, grazie a questo premio, mi hanno insignito del testimone ambasciatore dei diritti umani per un mondo di pace, e sono praticamente testimone per l'associazione Giovanni Paolo II in tutto il mondo. Ecco. Bellissimo. Quindi questa è stata una grande onorificenza che la conservo nel cuore, nel cuore. Questa mi è stata assegnata nel 2023, quello lì. E allora ascoltiamo. Adesso c'è questa canzone, non so se voi avete il video in cui sono ricevuto anche Papa Francesco, che mi ha ricevuto, gli ho dato il DVD, e nel video si vede mentre gli consegno il DVD, poi parte la canzone. Signori, un'altra tappa della bellissima carriera di Paolo Mengoli, ma un'altra tappa della nostra vita, Santo Giovanni Paolo II. A voi, ora parlami d'amore. Ricordi indelebili quella giornata ventosa durante il funerale di Giovanni Paolo II, un papa che manca a tutti noi, manca. Ora parlami d'amore, si intitola così. Per quanto riguarda il cambiamento in Europa, è stato un papa che ha avuto anche il tempo di poterlo fare, ecco perché forse ha dato anche fastidio, perché il suo pontificato è stato uno dei pontificati più lunghi della storia della Chiesa, ecco. È vero. Ma è così che si fa, bisogna avere il tempo di poter costruire, se no fai papa per 5 anni, 10 anni, no, lui l'ha fatto per una ventina d'anni, se non di più, 25 credo. Quindi, indimenticabile. Paolo Mengoli, signori, stiamo ricevendo WhatsApp che chiedono dove trovarti, ma basta scrivere Paolo Mengoli sui social. Il 5 di febbraio sono ai Fatti Vostri su Rai 2
Tiberio Timperi, a raccontare un po' della mia vita, a cantare questa canzone che ascolteremo più tardi, un pezzettino di questa canzone che è stata esclusa da Sanremo di quest'anno, e è proprio. Poi ne parliamo dopo, casomai, che diciamo due cose. Dai, adesso lanciamo questa sarò lì. Dovrei sorpresa. essere il 2 di febbraio a Domenica Inn, sto aspettando la risposta, vediamo cosa succede, però sicuramente il 5 sono ai fatti vostri. Capito, cari ascoltatori? Lanciamo questa sorpresa che abbiamo puntato. Qual è il prossimo video che potete vedere anche in TV, canale 252? Ma è un omaggio che abbiamo fatto Gianni Morandi ed io, anzi lui mi ha chiamato sul palco durante un suo spettacolo a Bologna nel 2002, mi ha chiamato sul palco per omaggiare, ancora vivente era chiaramente, un grande cantautore bolognese che ha fatto la storia e che ci ha regalato canzoni indimenticabili, che è Lucio Dalla, tifoso del Bologna come Morandi, come me, e quindi ci univano molte cose. Ed è Caruso, quindi c'è questo live, chitarra e voci con Gianni, che è un amico carissimo e che ci siamo sentiti anche ultimamente per la grande vittoria del Bologna sul Borussia Dortmund, squadra vice campione del mondo della Champions League, e Caruso. Quindi, Eccolo qua, ascoltiamo. Grazie.
La storia della musica con Paolo Mengoli e Gianni Morandi, questa versione di Caruso che ci porta ai saluti in extremis. Ascolteremo fuori programma perché non ci stiamo, ma la mettiamo lo stesso, la nuova canzone di Paolo Mengoli, Ladro, che doveva arrivare a Sanremo ma è che non ce l'ha fatta ad arrivare, non ce l'ha fatta perché ci hanno fatto entrare altri, diciamolo. Paolo, No, gli ultimi 2 minuti. Finché c'è vita c'è speranza, È non c'è minimo. problema. È minimo, è Ho minimo. sentito le lamentele di cantanti che sono 28 anni, chi 28, chi 20, chi 18 che non andava a Sanremo. Io sono 33 anni che non vado a Sanremo. Il mio ultimo Sanremo è stato nel 92. E ci speravo quest'anno perché sai, i 33 anni sono gli anni di Cristo. Chissà, dico che non succede un miracolo, ma non è successo. Fa niente, ti trasmettiamo noi e molti altri che ti seguono, ti ringraziano Grazie. per questa presenza. Paolo Mengoli, ci risentiamo alla prossima. Va bene, ciao a tutti, grazie, buona giornata. Avete ascoltato Musica Indipendente. Un nuovo modo per sostenere